Eccoci finalmente arrivati nelle cantine della Tenuta Luisa. Ci troviamo a Mariano del Friuli, nella provincia di Gorizia e precisamente nella zona Doc Isonzo. La Tenuta Luisa in realtà è il cognome della famiglia e ci troviamo ben da 4 generazioni. La storia è partita nel 1927 grazie al bisnonno Francesco, il quale a quel tempo praticava un'agricoltura di sussistenza, quindi si allevava e si produceva tutto ciò che serviva per la sopravvivenza. Poi è arrivato il nonno del Ciso, il quale ha continuato un po' il processo del bisnonno, però diciamo inizi anni 70 l'azienda ha iniziato ad avere uno sviluppo importante grazie a mio padre Eddie e mia madre Nella. La cantina Luisa è gestita interamente dalla famiglia, tant'è vero che l'enologo è mio fratello Michele Luisa e si occupa appunto della produzione in cantina. Io, Davide, sono l'agronomo e quindi mi occupo di tutta la produzione dei nostri vigneti e poi c'è mia cognata Federica che si occupa dell'amministrazione degli uffici, assieme a nostro padre e a nostra madre. Produciamo 2 linee, una è la linea Luisa che è la prima nata, è la più vecchia ed è quella più importante, e poi abbiamo la selezione invece che si chiama i Ferretti. I Ferretti, questo nome è stato dato proprio per la caratteristica del nostro territorio in cui ci troviamo, perché è sicuramente uno dei territori più vocati della parte alta del Friuli. In questa zona si producono tra i migliori vini bianchi, e non solo, ma anche rossi del Friuli, ma a livello nazionale e a livello internazionale. La differenza tra queste 2 linee qual è? Che la linea Luisa sono tutti vini freschi, giovani, profumati, eleganti, quindi i vini bianchi escono diciamo nella primavera successiva e i rossi un anno dopo. Invece la selezione, i Ferretti, non esce prima di 4 anni dalla raccolta perché fa 2 anni di affinamento in queste piccole botti di rovere e dopo viene portato su nelle cantine dove facciamo l'assemblaggio delle varie botti di ogni singola varietà e vengono imbottigliati e vengono lasciati riposare per ancora altri 2 anni nelle bottiglie, quindi fanno veramente un lungo affinamento. Logicamente abbiamo dei vini, soprattutto rossi, di grande struttura che hanno bisogno di una maturazione molto lunga per un affinamento e alla fine ottenere un vino che abbia una grande bevibilità. Il concetto di famiglia per noi è fondamentale, perché io ho sempre pensato che riuscire a trasmettere al consumatore finale e beve una nostra bottiglia di vino e riuscire a trasmettergli che comunque quel vino è stato fatto dal lavoro di una famiglia è secondo me un valore aggiunto. Abbiamo cercato proprio anche sull'etichetta di trasmettere questo messaggio disegnando proprio la corona. Perché la corona? Perché è il nome del nostro paesino che è una piccola frazione di Mariano del Friuli e si chiama Corona e questa corona abbiamo voluto proprio personalizzarla con le nostre 3 figure. Siamo io, mio padre e mio fratello. Eccoci qua, adesso ci troviamo a fare un assaggio con l'enologo Michele di un vino un po' particolare che lui ci spiegherà. Questo è il friulano della linea Ferretti, la nostra selezione più autorevole, dove noi abbiamo voluto fare questo vitigno, valorizzare questo vitigno che è il friulano, che è un vitigno autoctono della nostra regione, che è uno tra i vitigni più importanti. Abbiamo voluto fare questa linea per ottenere un vino importante e nello stesso tempo da lungo invecchiamento. Per ottenere questo prodotto dobbiamo partire dal vigneto, perché qui è importante ottenere un'uva di una qualità eccezionale. Quello che dobbiamo fare è farlo maturare molto bene sulla pianta in modo da ottenere un'uva molto concentrata, ricca in zuccheri e sostanze aromatiche. Dopodiché, dopo la vendemmia, il mosto così ottenuto viene fatto fermentare una parte in acciaio e una parte in legno, in modo da ottenere 2 diverse tipologie di prodotto che dopo 7-8 mesi di affinamento rispettivamente in acciaio e in legno vengono assemblati. Quello che è importante per noi è riuscire a rispettare le caratteristiche varietali di questo prodotto, la tipicità del friulano con i suoi bei profumi, la sua bella struttura, la sua eleganza. Eccoci, qui ci troviamo nel cavò della Tenuta Luisa e assaggiamo un refosco dal peduncolo rosso
della selezione I Ferretti. Questo Refosco qui è un 2011, annata 2011, è un vino che ha affinato per 18 mesi in botti di legno, un vino da lungo invecchiamento, un vino che nel 2011 è stata una grandissima annata, adesso siamo nel 2016, adesso inizia ad essere interessante berlo, però un vino che sicuramente berlo fra 2 o 3 anni sarà ancora più piacevole. Eccoci, adesso stanno arrivando le nuove leve, speriamo che anche loro abbiano una passione per l'agricoltura come noi, in questo modo da poter continuare la nostra tradizione, che la tradizione agricola è una cosa molto importante, dobbiamo mantenerla in futuro. Nella cantina Luisa si arriva da clienti e si esce da amici. Cin cin.